Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. La situazione in Ucraina si fa sempre più drammatica e anche nella nostra regione si registrano i primi arrivi di cittadini in fuga. Tra la tarda serata di ieri e questa mattina a Tarvisio e a Fernetti sono transitati corriere e auto singole che attraversano il Friuli Venezia Giulia per raggiungere il nord e il centro Italia. Iniziano ad arrivare nella nostra regione i primi cittadini in fuga dalla guerra in Ucraina. Si erano già registrati gli ingressi alla spicciolata di auto dalla tarda serata di ieri. Durante la notte un pullman con targa rumena è transitato a Tarvisio con a bordo una cinquantina di donne e bambini diretti verso il centro Italia. Ulteriori arrivi questa mattina a Fernetti, dove è stato segnalato il primo bus con targa ucraina. Anche in questo caso a bordo una cinquantina di donne e bambini, anche piccoli di pochi mesi. Con loro 2 uomini, di cui uno è l'autista. L'autobus è uno di quelli utilizzati per i trasferimenti su grandi distanze, probabilmente di una compagnia tedesca. Al valico di Fernetti il mezzo ha trovato ad attenderlo le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza, che hanno effettuato i regolari controlli di frontiera. I profughi sono partiti 2 giorni fa e sono arrivati questa mattina. Sono in Friuli solamente di passaggio, in quanto diretti da conoscenti e amici a Vicenza, Brescia, Milano e qualcuno anche a Roma. Come detto, si tratta per lo più di donne e bambini. I mariti e padri sono rimasti a difendere la loro patria. La Chiesa friulana è pronta a fare la sua parte, ad aiutare gli ucraini che vivono in Friuli e soprattutto le persone che stanno arrivando da quel paese in queste ore. L'arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato ha rilasciato anche queste dichiarazioni a Telefriuli prima della messa in Duomo, iniziata alle 17, e il presule non nasconde il suo stupore per l'escalation bellica. Sentiamo. Eccellenza, purtroppo i cannoni continuano a sparare e nelle ultime ore sono cominciati ad arrivare bambini, donne ucraine dai confini, sia quello triestino che quello tarvisiano. La Chiesa come si pone? Noi siamo completamente disponibili sia ad aiutare gli uomini e le donne ucraini che abbiamo qui e che ci fanno un gran servizio spesso, sia quelli che arrivano, che magari saranno anche parenti loro, della loro famiglia. In ogni caso in qualche modo ci attrezziamo per accoglierli. Ecco, senta, che effetto le fa sapere che stanno arrivando delle persone che fuggono dalle bombe? E questa è la guerra, purtroppo, che io stesso, dico la verità, fatico ancora a crederci, perché e questo è l'effetto della guerra, cioè tu devi fare bagagli, per modo di dire, riempire 2 borse e scappare. E non sai se tornerai, quando tornerai, cosa troverai, cosa succede per strada. Cioè, voglio dire, sembra incredibile questa nostra società europea, che sembra organizzata con le sue sicurezze, che si creano situazioni del genere. Quindi è veramente un pensiero serio da fare e capire che quando si scatena il male devasta e non c'è organizzazione sociale che tenga. Una nuova iniziativa per protestare contro l'invasione russa in Ucraina si è tenuta in piazza 20 settembre dopo il ritrovo di ieri davanti alla prefettura di Udine. Almeno 1000 i partecipanti. Una delle manifestanti ha detto: vogliamo rimanere il paese dei papaveri e dei girasoli, contrastando il buio della guerra. Sentiamo. Con Automat, proteggere. Almeno 1000 persone hanno partecipato questa mattina a Udine in piazza 20 settembre ad una manifestazione contro la guerra in Ucraina. Molte le bandiere che sventolavano nel centro udinese, dove per 1 ora e mezza ci sono stati vari interventi da parte di ucraini residenti nel capoluogo friulano. Una di loro ha affermato, esibendo una ghirlanda di fiori: vogliamo rimanere il paese dei papaveri e dei girasoli, un paese ricco di colori che vuole contrastare il buio della guerra e il nero del lutto. Tanti gli slogan contro Vladimir Putin e le dimostrazioni che il popolo ucraino non mollerà, anzi resisterà all'invasione. Al termine della manifestazione, terminata attorno alle 11:30, i partecipanti hanno prima intonato l'inno d'Italia e poi quello ucraino. In piazza si sono notati diversi esponenti politici locali. Ci dicono che i militari russi hanno ucciso civili e bambini. È una situazione drammatica, temiamo per le nostre famiglie. È il racconto di una donna ucraina che vive nella destra tagliamento, ma che tra Leopoli e Kiev ha lasciato gli affetti più cari.
Uno scenario apocalittico, l'invasione russa sta tenendo col fiato sospeso gli ucraini che vivono nella destra tagliamento ma che a 1700 km di distanza hanno lasciato le loro famiglie, genitori, fratelli e amici più cari. Stiamo vivendo una situazione veramente drammatica. Ho i parenti dalla parte delle Opole e anche a Kiev, che in questo momento nascosti in bunker con bambini piccoli. Le comunicazioni telefoniche sono ancora possibili tra Ucraina e Italia, ma il timore che la situazione già molto grave possa degenerare. Ci raccontano che in questo momento non ci stanno risparmiando neanche gente civile e ci sono stati dei attacchi agli asili, alle scuole e ci sono dei morti bambini veramente. E quindi si aspettano che finirà presto e che non si può morire per una cosa del genere nel 2022. Cambiamo pagina. A sorpresa, oggi le Ferriere Nord del gruppo Pittini hanno deciso di far ripartire da domani la produzione delle acciaierie, sospesa lo scorso 25 febbraio. I lavoratori sono stati informati nel pomeriggio. Domani alle 6 ripartono i turni. Ripartirà domani la produzione nello stabilimento delle Ferriere Nord di Osoppo del gruppo Pittini, ferma da venerdì scorso. A 2 giorni dallo stop causato dall'aumento dei costi dell'energia schizzati alle stelle dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'azienda ha deciso di riavviare gli impianti. Nel pomeriggio i 240 dipendenti dell'acciaieria, una delle più grandi del Friuli, hanno ricevuto il messaggio che da domani rientreranno al lavoro. A confermarlo a Telefriuli è Giorgio Spelata, segretario della Wilm. Rimane ancora bloccato invece il laminatoio. Il fermo della produzione aveva interessato sia lo stabilimento di Rivoli di Osoppo sia quelli di Verona e Potenza. Le Ferriere Nord, che è una delle aziende più importanti d'Europa nella produzione di acciai lunghi, è stata finora l'unica ad aver deciso di sospendere l'attività, sebbene solo per 2 giorni a causa dell'eccessivo costo dell'energia. Vediamo adesso i numeri della pandemia. Oggi nella nostra regione si registra una diminuzione di contagi e di ricoveri per Covid. Sono infatti 371 i nuovi contagi contro i 637 di ieri. Sono aumentate di 2 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, arrivate oggi a 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano da 215 a 210. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 persone, un uomo di 97 anni di Trieste, deceduto in RSA, e un uomo di 66 anni di Roveredo in Piano, deceduto nella propria abitazione. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale sono state rilevate 7 positività. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 2 ospiti e 3 operatori. Sono arrivate oggi nella nostra regione 20.200 dosi di Novavax, il nuovo vaccino che potrà essere prenotato da martedì. Sono arrivate oggi nella nostra regione le prime 20.000 dosi di Novavax, il nuovo vaccino a base proteica che usa un principio differente rispetto agli altri vaccini finora utilizzati in Italia. Posta Italiana ha provveduto a distribuire 5.000 dosi a Pordenone, 8.000 a Udine e 7.000 a Trieste. L'auspicio è che il suo principio possa convincere molti di coloro che non lo hanno ancora fatto ad immunizzarsi. A questo proposito va ricordato che Novavax potrà essere utilizzato solamente da chi ancora non ha fatto vaccinazione anti-Covid. In Friuli a questa categoria appartengono circa 85.000 persone che da martedì potranno prenotare la prima dose attraverso il call center, gli sportelli Coop, le farmacie abilitate e web app. Giovedì 3 marzo invece il via alla somministrazione del nuovo vaccino. Novavax verrà somministrato attraverso 2 inoculazioni a distanza di 3 settimane l'una dall'altra, per cui con le 20.000 dosi destinate alla nostra regione potranno essere vaccinati 10.000 cittadini. Andiamo al territorio. 5° giorno al freddo per gli abitanti della palazzina Ater di via Grazzano a Udine, che da mercoledì sono senza riscaldamento dopo l'intervento di riparazione ad una tubatura. Devono attendere che l'AMGA riapra la fornitura. Loro denunciano le condizioni in cui si trovano e il fatto di non essere stati messi al corrente né dell'intervento né dei tempi necessari affinché tutto torni alla normalità. Sentiamo. 5° giorno al freddo per gli abitanti di questa palazzina in via Grazzano. L'esasperazione sta arrivando al limite e sentiamo le loro voci, cosa ci raccontano. Io stavo facendo da mangiare quando mi sono trovata senza fiamma nel gas, senza la caldaia che mi funzionava. Sono scesa giù perché sentivo confusione.
E c'erano mi ha detto un signore che sono quelle dell'AGMA, avevano già bucato e tutto quanto. Ho detto, ma porca miseria, non si può citofonare, avvertire le persone, non che io rimanga senza gas, la caldaia, che ero preoccupata che non funzionava più niente. Quindi non siete neanche stati avvisati? No, perché poi io ho telefonato all'ATER e mi è stato detto, guardi, invece di chiamare l'AGMA potevate chiamarli noi. Sì, ho detto, ma adesso voi venite a fare qualcosa? E mi hanno risposto, non abbiamo operai, fino alle 14 non possiamo venire neanche a vedere. Alle 14 sono venuti, io ho chiesto spiegazione e mi hanno detto, signora, ci vogliono 2 settimane. E per la miseria, ho detto, 2 settimane, e noi dobbiamo stare al freddo 2 settimane. Temperatura in casa quanto è? Ho un termosifone elettrico che scaldo tutto. Massimo 18 gradi. Ecco, la signora mi diceva, lei invece quanti gradi? 18? 18, e tutta la mattina il radiatore elettrico. Ma poi chi ci paga le bollette della luce? Però ANGA manderà un ispettore domani. Quindi quell'ispettore che è un capo dello Stato che non poteva venire ieri. Io da mercoledì non riesco a farmi una doccia, ma lei si rende conto? Lei sta in casa così coperta col cappotto, sciarpa? Certo. Siamo alla cronaca. Incendio nella notte a Santa Maria la Longa presso la ditta ICAP, produttrice di profili in metallo per l'arredamento. A prendere fuoco un macchinario per la produzione di energia a biomassa. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine che hanno domato le fiamme riuscendo a proteggere il reparto di produzione. Il lavoro in azienda è stato sospeso in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per tutta la giornata per smassare i materiali ingenti, i danni alle attrezzature coinvolte dal rogo. Ed è di 2 feriti ricoverati in condizioni serie all'ospedale di Pordenone il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la ex strada provinciale 6 tra Zoppola e Domanins. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Maniago, un'Alfa Giulia a bordo della quale c'erano 2 giovani alle 3:30 è uscita di strada finendo nel fosso. Sul posto personale del 118 e i vigili del fuoco di Spilimbergo che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Il veicolo incidentato è stato recuperato dal soccorso stradale Bastianello. E chiudiamo con una notizia di sport perché si chiude a 18 la striscia positiva della Web Gesteco che è stata sconfitta a Cremona per 86-72. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.